Messina, posso chiederle se magari può convergere anche quella parte di sinistra che resta fuori dal Parlamento, che è rimasta fuori dal Parlamento come l'Italia dei Valori, su queste modifiche normative al mercato del lavoro? A me sembra che vada modificato l'approccio, cioè tutti questi interventi sul lavoro mi sembrano destinati a riorganizzare un lavoro che a nostro avviso non c'è, cioè non c'è nessuno spunto che invece miri a creare nuova occupazione. Noi abbiamo fatto una proposta come Italia dei Valori e abbiamo posta anche all'attenzione di chi è al governo oggi, e cioè quella dello sblocca lavoro, la possibilità di una flessibilità in uscita tra i 60 e i 70 anni, dando così l'opportunità a chi vuole di entrare nel mondo del lavoro. La seconda questione, non si può discutere sempre soltanto di precarietà, capisco che ci sono delle esigenze, ma fino ad oggi il dibattito si è incentrato sul fatto di rinnovare un contratto di 36 mesi 5 volte o 8 volte. Capisco che un lavoratore sia sotto ricatto, più volte consenti di rinnovarlo, più è ricattabile il lavoratore, però tolto quello discutiamo sempre di una precarietà di 36 mesi. Allora l'obiettivo deve essere diverso, bisogna creare nuova occupazione. Mi sembra che questi provvedimenti siano molto parziali perché non creano nuova occupazione. Altra problematica, la riforma Fornero. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo dichiarato guerra alla riforma Fornero perché crediamo sia una delle fonti maggiori di danno del mondo del lavoro e dello sviluppo. Ha danneggiato in un sol colpo datori di lavoro e lavoratori. Non era mai accaduto nel nostro Paese, va eliminata con serietà e dall'altra parte bisogna puntare alle fasce sociali più deboli. Io ho incontrato gli esodati nel nostro Paese che sono ormai soggetti dimenticati. Ecco, credo che ci voglia una maggiore attenzione anche per questi. Sono ancora 300.000 persone che sono rimaste in un giorno disoccupate senza essere pensionate e vivono un dramma sociale. Io ho incontrato per esempio degli esodati dell'Alitalia, vivono un dramma incredibile, in famiglia entrano in concorrenza con i loro figli, loro che aspettavano di uscire dal mondo del lavoro si ritrovano a dover cercare occupazione in concorrenza con i figli che cercano di entrare nel mondo del lavoro. Allora o si interviene seriamente su queste cose creando una possibilità di uscita per chi ha il lavoro e al contrario di entrata con un obiettivo a tempo indeterminato, poi dopodiché può essere anche modificato in corso d'opera. Capisco che non si può pensare di entrare in un'azienda e uscire dopo 40 anni, magari ecco, c'è la possibilità di cambiare, però non può essere il presupposto quello della precarietà. Quello che mi sembra in questi interventi, almeno in questa parte che abbiamo discusso, è che l'obiettivo non sia la stabilità ma sia la precarietà. Poletti ha detto tavolo sugli esodati il prossimo 7 vabbè, di maggio. Il nostro paese è pieno di tavoli, il problema poi è alzati dal tavolo cosa succede, quindi non risolvi un problema con un tavolo, ci vogliono delle soluzioni. Dopodiché io credo che il nostro paese abbia un problema di crisi economica profonda e non è con la precarietà che risolvi la crisi economica, ma al contrario credo che la stabilità anche nel lavoro dia l'opportunità di far crescere il nostro paese.